Con un perentorio 6-3-6-4 Nicola Ghedin ad aggiudicarsi la 36esima edizione del torneo Città delle Rose Audi Zentrum, organizzato sui campi del CT Rovigo, battendo in finale il 2-1 Cristian Rodriguez Sanchez, suo compagno di squadra, la canottieri Casale Monferrato. Sulla terra di Rovigo Ghedin ha dimostrato di essere perfettamente in palla, mettendo in mostra ancora una volta una forma perfetta, la stessa che gli ha permesso di conquistare in carriera oltre 30 Open. Nicola Ghedin, trevigiano, che al CT Rovigo è quasi di casa, avendo già partecipato nel 2009 e vinto nel 2013, superando in finale Marco Viola, ha raggiunto il successo dopo aver sconfitto nell'ordine Giovanni Orsoni, Marco Rampazzo e in semifinale Filip Tomanic con un netto 6-0-6-2. Noi di Super Tennis lo abbiamo incontrato proprio al termine di questo match. Nicola Ghedin, hai strappato l'accesso alla finale di questo torneo, come è stata innanzitutto la semifinale? No, è stata abbastanza semplice, sono partito bene, conoscevo il mio avversario, ci avevo già giocato e niente, sono partito bene, primo set, secondo set, e sono sempre stato davanti, quindi tutto agevole. Ora ti troverai in finale un avversario come Rodriguez, te l'aspettavi? Sì. Me lo aspettavo, lo conosco bene, siamo compagni di squadra e ci ho giocato una volta qualche anno fa, sarà una bella battaglia. Cosa sarà il tuo gioco forza? Dovrò metterla sul ritmo, sull'intensità fisica e dai, speriamo bene, vediamo come andrà. E per Nicola Ghedin, come detto, è andata bene. In finale il trevigiano ha lasciato solo 7 game a Rodriguez Sanchez, colombiano, attuale numero 499 ATP, alla sua terza partecipazione al torneo Città delle Rose, capace di eliminare in semifinale la testa di serie numero 3 del torneo, Andrea Fava, con il risultato di 6-1 e 6-3. Una partita, come evidenzia lo stesso Rodriguez, molto più complessa di quanto non dica lo score finale. Partita difficile, comunque Andrea è un giocatore esperto, quindi bisogna sempre fare il punto con lui. Sono contento di raggiungere la finale. Come te la vedi questa finale? Conoscendo anche il tuo avversario, ci sono margini per portarla a casa? Nicola lo conosco molto bene, giochiamo a squadra insieme, è un bravissimo giocatore, è molto solido, quindi sicuramente sarà una bella partita e io spero solo di fare il mio meglio, poi come andrà va bene uguale. Quello con il torneo Città delle Rose è un appuntamento ormai irrinunciabile per il tennis rodigino, come conferma anche Gianfranco Piombo, vicepresidente della FIT Veneto e presidente del Circolo Tennis Rovigo. Questo torneo siamo arrivati alla 36esima edizione, ha una sua storia alle spalle e vi posso solo ricordare che credo la prima o la seconda edizione di questo torneo l'ha vinta l'ex presidente della federazione Galgani. Perciò voglio dire, sono tanti anni, poi siamo stati fermi mi sembra un 10-15 anni che per motivi un po' contingenti si è riusciti a fare la manifestazione, ma siamo arrivati quest'anno alla 36esima edizione. Un torneo che rappresenta un po' una punta di diamante per il TC Rovigo. Ma direi non soltanto per il nostro circolo, ma soprattutto per la nostra provincia, una provincia abbastanza piccola dove il mondo del tennis è vissuto abbastanza in modo intenso e abbiamo portato questa tradizione per portare un po' di spettacolo, anche chiamiamola in periferia, di giocatori di alto contenuto. Non solo tennis e spettacolo, al CT Rovigo esiste anche una scuola capace di tesserare una 60ina di allievi sotto la guida tecnica di 2 maestri federali. L'obiettivo, ovviamente, è quello di continuare ad incrementare i numeri, anche se per un territorio come il Polesine non è certo cosa semplice. Ma non è facile, perché tra l'altro la tradizione della città di Rovigo è il rugby, perché poi siamo anche campioni d'Italia, dopo 20 anni abbiamo vinto il titolo la scorsa edizione e diciamo i ragazzini sono attratti da questo sport che l'hanno sempre fatto, hanno vinto un sacco di scudetti qui. Però con pazienza, con caparbietà, tra le scuole, tra l'impegno dei maestri, tra il passaparola, dandoci della buona volontà, riusciamo, insomma, come le dicevo prima, a stare a galla.
rinforzare il settore giovanile, consolidare la tradizione di un torneo come in Città delle Rose, ma non solo, il Circolo Tennis Rovigo ha anche un altro obiettivo. Sarebbe nostra idea, casomai, tentare di poter fare un torneo, un ITF o cose del genere. Ci vuole pazienza, momenti diversi, ma tenteremo di fare qualcosa di quel genere. Da Rovigo a Lendinara, pochi chilometri per assistere ad un'altra finale, quella dell'Open femminile primo trofeo Morato organizzato dal Tennis Club Lendinara. Qui, regina indiscussa, si è rivelata la favoritissima Anastasia Grimalska, 26enne italiana, nata a Kiev, numero 272 del ranking WTA. Lo score della vittoria in finale sulla rivale Anna Floris non ha lasciato dubbi, 6-0-6-2 dopo un match senza troppa storia. La Grimalska, tesserata per la piemontese TC Beinasco, è arrivata alla finale dopo aver sconfitto in settimana Marta Bellucco e Jelena Simic del TC Livorno e lasciando complessivamente solo 10 game alle sue avversarie. Più complesso è il percorso dell'altra finalista, Anna Floris, tennista del TC Cagliari. A lei il tabellone ha posto di fronte Alessandra Mazzola e Corinna Dentoni, superata solo al tiebreak del secondo set. Con soddisfazione stiamo approntando questo torneo Open femminile e grazie alla collaborazione di tutti i dirigenti del Circolo Tennis Lendinara con Luigi Tetti, il nostro arbitro di sedia, che abbiamo sfruttato la sua rubrica per essere presenti in vari tornei a livello nazionale, abbiamo avuto la risposta di questi giocatori. A noi fa molto piacere avere 4-2-1, la numero 4, 6 e 9 in questo momento attuali, dà lustro insomma a questo piccolo club, ecco, possiamo chiamarlo così, 200-300 iscritti con grande caparbietà, però sempre un piccolo club si tratta. Insomma. L'Open femminile di fine agosto è solo uno degli impegni del Tennis Club Lendinara, che vanta una lunga tradizione tennistica. Un circolo che è nato ancora 40 anni fa. Io sono presidente del circolo da circa 37-38 anni, quindi era un circolo piccolino, e adesso è cresciuto e siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Insomma, ecco, non è che pretendiamo di arrivare chissà dove, però siamo contenti dei risultati che otteniamo con i ragazzi, con i giocatori, eccetera. Contenti anche di avere una vostra storicità, una vostra... Certo, siamo contenti di avere una nostra storicità. Avremo qualche desiderio, ma non lo possiamo esternare in questo momento perché siamo un po' in fase di definizione. Esatto, dovremmo fare qualcosa di più per crescere di più, anche perché se rimaniamo così è poco per noi, anche per dare soddisfazione a tutti i giocatori che ci sono, insomma, perché sono tanti e difficilmente trovano posto per usufruire degli impianti. Club modello e praticamente mi copre tutto l'Alto Polesine, perché questa è una provincia molto lunga e stretta e quindi difficile da raggiungere. Qua praticamente vi ho portato da degli amici dove spesso hanno ospitato anche i campionati assoluti provinciali ed è praticamente una squadra d'altissimo livello. Fanno anche una 24 ore che si distribuisce sui due campi, che dura tutta la notte. E poi alla fin fine, con uno spirito da anni 80, si riesce anche a fare una bella cena su questo viale, quindi vedete anche la location che è veramente importante. E il TC Lendinara è solo uno dei club che stanno facendo crescere il movimento rodigino. Che siamo in continua crescita, come tutto il trend nazionale, anche noi siamo sulla stessa linea, abbiamo dei ragazzi under 11 che sono 4-1, sfiorano il 3-5, iniziano a fare i primi tornei di quarta e ci danno soddisfazione. Vi siete posti degli obiettivi nel breve termine? Avere ancora più squadre, perché i campionati a squadre sono quelli che fanno compattezza, che fanno spirito di gruppo per i vari club e sicuramente dal prossimo anno, parlando a livello provinciale, quando ci saranno anche i campionati a squadre provinciali, avremo modo di far giocare i piccoli club con i club medi e grossi, e quindi questo aiuterà il movimento sicuramente.
Assieme alla federazione anche il comune ha voluto essere al fianco del Tennis Club Lendinara e per la finale sugli spalti è arrivato anche il sindaco. È un torneo a livelli che da tantissimo tempo in Lendinara non succedeva sta cosa, e quindi ringrazio veramente i dirigenti del Tennis Club per questa iniziativa, questa opportunità. D'altronde il termine Lendinara città ospitale, che è un termine sul quale noi amministratori ci stiamo muovendo con la città, legato al discorso della 351esima fiera del settembre lendinarese, e capire che lo sport diventa un volano importante per portare in città, oltre che giocatrici, perché il torneo è femminile, giocatrici che arrivano un po' da tutte le parti d'Italia, insomma, ci dà soddisfazione perché comunque vediamo che riusciamo attraverso lo sport a calamitare in città una bella visitazione. Quindi grazie al Tennis Club per questa opportunità, insomma, dove vede l'amministrazione non così protagonista ma complice un po' delle società sportive, insomma. Se il primo trofeo Morato rappresenta il presente del tennis a Lendinara, la dirigenza del club polesano guarda con ottimismo anche al futuro. Le potenzialità le abbiamo, diciamo che il Presidente del Consiglio ci lascia a noi, diciamo, di esperienza minore rispetto a loro, ma però ci lascia fare, quindi ci lascia anche pensare a un futuro che è veramente proiettato seguendo i numeri della federazione, pertanto una federazione in crescita, e anche noi abbiamo un settore in crescita, che è quello della, ad esempio, la scuola SAT nostra. Abbiamo Giovanni Pachiele come nostro maestro, in questo momento non è presente, che segue veramente da anni la nostra scuola. Abbiamo un centinaio di bambini che vanno dalla SAT, veramente il mini avviamento. Abbiamo dei 3-4, 3-3, abbiamo la nostra scuola, la nostra Coppa Italia squadra A, che in questo momento è passata dalla D3, è passata alla D2, quindi anche una soddisfazione personale. Stanno continuando il tabellone in eliminazione. Questa mattina, giocando contro il Treviso, ci dicono hanno vinto 3-1, pertanto insomma in diretta, insomma, diciamo soddisfazione. Andiamo avanti con l'aspetto agonistico, che è il importante.